si è tenuto a Castelfranco l'annuale appuntamento di ANAP del Veneto. La donna protagonista del lavoro e del welfare. Donne, madri, caregiver, ma anche imprenditrici. Sono le donne il vero welfare sostitutivo. Ne è convinta ANAP del Veneto, che ha affrontato i temi che sottostanno a questo argomento con gli interventi di Barbara Barbò, presidente del gruppo Donne di Confartigianato Imprese Veneto, Paola Roma, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ed Erika Borrella, direttore master psicologia nell'invecchiamento e della longevità dell'Università di Padova. Le conclusioni poi sono state tratte da Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Padrone di casa Fiorenzo Pastro, presidente ANAP del Veneto. Ospite d'onore Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, che è stato intervistato dalla giornalista Elena Cognito sui passaggi relativi al ruolo delle donne contenuti nel suo ultimo libro I pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta. ANAP ha anche premiato 7 socie, una per provincia, distintesi in particolare durante la loro carriera. Ha poi dato un premio speciale a Michaela Romagnoli in qualità di direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale di Treviso per la sua azione durante la pandemia, ed infine ha premiato Tiziana Pettenuzzo in quanto prima direttrice regionale di Confartigianato Imprese Veneto e Claudia Scarzanella in qualità di prima presidente provinciale nel territorio del Veneto per Confartigianato. Oggi è una giornata importante perché ci troviamo qui a questo convegno dell'ANAP, quindi degli anziani, che direi per primi riconoscono il valore delle donne imprenditrici. Oggi abbiamo la fortuna ai tempi nostri di avere anche un premier femminile, che è Giorgia Meloni, e quindi con una sensibilità molto diversa dai precedenti. Chiediamo che le donne imprenditrici, le artigiane, giovani e meno giovani, abbiano una possibilità di essere aiutate, perché effettivamente abbiamo bisogno nel nostro mondo dell'artigianato di crescere, e crescere vuol dire non solamente imprese maschili ma anche e soprattutto imprese femminili. Questa è una grande opportunità, ma l'opportunità viene anche alle donne nel momento in cui le si aiuta sotto l'aspetto sociale, asili, scuole, tempi quindi diversi da quelli che siamo abituati, piuttosto che sotto anche l'aspetto del welfare, un welfare di prossimità, un aiuto vero affinché le donne possano fare, come hanno sempre fatto nella storia del nostro Veneto, le madri, le mogli e soprattutto le imprenditrici. Abbiamo bisogno di queste 3 cose, e per fare queste 3 cose abbiamo bisogno di un governo vicino, di un governatore Zaia che oggi dimostrerà la sua vicinanza, ma insomma di tutta una classe politica moderna che sappia veramente riconoscere questi valori importanti per noi veneti, per noi imprenditori artigiani. Noi dell'ANAP, che rappresentiamo il mondo degli anziani, noi siamo nati di media qua degli anni 40, anni 50. Noi abbiamo cominciato a fare impresa negli anni 60, negli anni 70, erano tempi molto diversi rispetto adesso. Il ruolo dell'imprenditore artigiano era prettamente maschile. Abbiamo la fortuna però di avere a fianco le nostre mamme, le nostre mogli, le nostre figlie, anche quando è stato il momento, che ci hanno aiutato a fare impresa. Il loro ruolo è stato determinante perché noi potevamo lavorare sapendo che a casa avevamo delle collaboratrici molto importanti. Ecco perché noi siamo qui per ringraziare il valore che è stato le nostre donne nel nostro periodo socio-economico storico. Ci separa ancora una distanza molto ampia, però nonostante questo c'è la consapevolezza che anche se i paesi, diciamo, del nord sono in testa alla classifica e l'Italia, ad esempio, in tema di occupazione di donne è ferma al 55%, però c'è questa consapevolezza e c'è anche la consapevolezza che comunque gli strumenti ci sono e sono anche più evoluti rispetto a un tempo. Soprattutto le donne imprenditrici sono anche più determinate e più consapevoli appunto nel voler raggiungere questi risultati. Quindi ribadisco, c'è una distanza, ma è una distanza che sta diventando sempre più piccola. È la prima volta nella storia della nostra umanità in cui si vive così a lungo. Questa sicuramente è una conquista, una grande conquista, ma oltre a questo onore ci sono anche tutta una serie di complessità a cui siamo confrontati.
invecchiare, certo bisognerebbe invecchiare al meglio, in salute come si raccomanda l'OMS, ma questo invecchiare comporta anche molto spesso malattie croniche, la non autosufficienza e chi sostiene queste persone che invecchiando hanno questa condizione di fragilità sono quelli che vengono chiamati caregiver, quindi persone familiari che si occupano di persone anziane non più autosufficienti o con malattie croniche come la demenza. E questo è un po' l'aspetto anche su cui dobbiamo essere sensibilizzati. La maggior parte di queste persone sono donne. Più del 70% di caregiver sono donne, sono mogli, sono figlie, sono madri, sono lavoratrici che devono ricavare tempo per prendersi cura della persona. Tra le malattie croniche più diffuse nell'invecchiamento c'è anche la demenza, quindi persone con demenza che, come sappiamo, è un disturbo neurodegenerativo, quindi che si può aggravare con poi il decorso della malattia. E quindi queste donne sono molto spesso confrontate a una serie di compiti che vanno da gestire la parte più così, esterna, medico, rapporto con i medici, la presa in carico della casa, del proprio caro, della propria famiglia e il lavoro. mm. E qui diciamo c'è anche tutta la difficoltà di quella generazione che è chiamata la generazione sandwich, quindi di quei figli che hanno una loro famiglia, di quelle madri che hanno i figli, ma devono anche occuparsi dei propri genitori e molto spesso non riescono a gestire questo carico, questa molteplicità di ruoli in cui non si sa più chi si è e devono essere sostenute. Il Veneto offre tutta una serie di possibilità per i caregiver, quindi soluzioni anche temporanee, centri sollievo, ci sono associazioni, ma c'è anche tutta la parte psicologica che è fondamentale. Dobbiamo sostenere psicologicamente queste persone per fare in modo che riescano ad invecchiare bene, perché è il futuro in qualche modo e in questo senso anche la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Dobbiamo preoccuparci di come stiamo, di come sta la nostra mente, perché come dice l'OMS, l'invecchiamento in salute è un invecchiamento che deve anche considerare il nostro benessere psicologico e il funzionamento delle nostre abilità mentali.